delle Camere di Commercio nell'ambito del Fondo di perequazione Union Camere 2021-2022. E ricordo anche che per eventuali domande potete utilizzare la chat e a questo proposito do il benvenuto ai nostri relatori. Saluto il dottor Paolo Bulleri, dirigente area per la valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali di ISNAR. ISNAR è l'Istituto per le ricerche turistiche che ci accompagna in questo percorso di lavoro sostegno al turismo. Saluto il dottor Jacopo Mestroni, direttore operativo di Promoturismo FVG, che farà una panoramica sulle presenze turistiche in regione, e saluto la dottoressa Elisa Qualizza dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio, che presenterà i dati dell'indagine sui comportamenti turistici realizzati in collaborazione con ISNAR. A questo punto passerei subito la parola al dottor Paolo Bulleri, che ci farà una lettura sui fenomeni turistici e anche ci darà qualche indicazione sui nuovi strumenti di lettura. Ecco, faccio la precisazione che siccome il dottor Bulleri poi ci dovrà lasciare per impegni concomitanti, se qualcuno ha qualche domanda la può scrivere assolutamente nella chat e lui vi risponderà. Pertanto passerei subito la parola al dottor Bulleri per iniziare questo incontro. Grazie. Grazie, se mi date conferma che vedete bene la presentazione, mi pare di averla condivisa. Ok, io ho un po' il compito di introdurre più con una panoramica generale di come è andato riprendendo il turismo a livello internazionale e nazionale, quindi non mi soffermerò molto sui dati che poi saranno presentati successivamente al mio intervento per quanto riguarda proprio il Friuli Venezia Giulia. Allora, sicuramente il 2023 è stato un anno di praticamente quasi pieno recupero dei livelli sia a livello internazionale che nazionale, vedremo tra poco, di turismo, perché effettivamente c'è stata una forte ripresa con un più 34% sul 2022 a livello globale, con oltre 1.286 milioni di turisti nel mondo. Due dati importanti da sottolineare: che il continente europeo è quello che praticamente prima degli altri ha chiuso il lag rispetto a pre-pandemia, ormai siamo arrivati al 94% degli arrivi del periodo pre-pandemico, e soprattutto, questo noi tendiamo a sottolinearlo sempre, il post-pandemia non ha fatto altro che andare a rafforzare dei trend nel turismo che erano già molto forti, molto presenti, e quindi essenzialmente io ve ne metto in evidenza alcuni. La ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo, che in questo momento è esasperata anche dal fatto che appunto viviamo una situazione di forte crescita inflattiva, la tendenza a fare vacanze più brevi, magari ripetute più volte nell'anno, scegliere località vicine. Io a questi fenomeni sottolineo, ne aggiungo un altro, che è quello della fortissima crescita della attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, che stanno diventando un vero e proprio driver di marketing. In Italia 412 milioni di turisti a novembre 2023, una buona crescita rispetto allo stesso periodo del 2022, sicuramente un forte ritorno dei turisti stranieri, una contrazione naturale dei turisti italiani, perché senza il vincolo di chiusura delle frontiere giustamente hanno ritrovato la via dell'estero, una chiusura a fine anno che stimiamo positiva, e praticamente ormai in linea con quello che era il valore 2019. Questo non è banale, perché sapete che il 2019 è stato l'anno d'oro del turismo italiano, quello con veramente il boom, quindi chiudere e riavvicinarsi post pandemia al 2019 è obiettivamente un ottimo risultato. La fotografia delle imprese turistiche italiane, noi scopriamo certo l'importanza e il peso di questa filiera, che praticamente dà lavoro a un'azienda su 10 e
praticamente 3 milioni di lavoratori con 600 o più di 628 mila imprese. Un dato che tendiamo a mettere in evidenza anche qui, insomma, a vista generale, è la crescita dell'offerta Airbnb, quindi di abitazioni private, che si va a affiancare a quella diciamo alberghiera ed extraalberghiera più tradizionale. Gli alloggi presenti su offerte in Italia sono arrivati a 8 milioni. C'è una forte polarizzazione in alcune regioni, il fenomeno per ora interessa relativamente il Friuli Venezia Giulia, come vedete, solo l'1%. Qui avete il quadro del trend sia delle prenotazioni, sia per il numero di alloggi che i milioni di notti prenotati, e naturalmente anche in questo caso vedete il peso del residuale del Friuli Venezia Giulia. E passiamo a vedere. Allora, i dati che vi presenterò ora sono quelli che noi leggiamo e ricaviamo essenzialmente da due macro ambiti di ricerca. La prima sono le interviste che facciamo al sistema delle imprese, quindi sono circa 3.000 interviste annuali a altrettante imprese della filiera turistica italiana. E questo essenzialmente le imprese cosa ci dicono? Che hanno nel corso del 2023 hanno aumentato le vendite anche rispetto al dato del 2019, che la media di occupazione delle camere si è attestata in tutto l'anno a livello nazionale al 50%. E su questo un dato positivo è anche quello dell'inizio dell'anno, perché noi vediamo, le imprese ci dicono che hanno un tasso di camere prenotate nei primi mesi dell'anno al 40%, quindi diciamo è un trend che sembra vada a proseguire. Sicuramente un'altra cosa che è successa a livello nazionale è che sono state aumentate le tariffe, soprattutto appunto per adeguarsi alla pressione dell'inflazione, e questo poi vedremo ha comportato anche un impatto poi sulle altre spese, ma lo vedremo più avanti. E il fatto di aver adeguato le tariffe, probabilmente anche qualche principio di riorganizzazione, qualche attenzione maggiore nel modello di business, ha comunque portato un'impresa su due a pensare di chiudere l'anno inutile. Invece passiamo adesso a informazioni che noi raccogliamo intervistando sulle destinazioni turisti italiani e stranieri. Lo facciamo rivolgendo questionari a turisti che passino almeno 2 notti sul nostro territorio, appunto sia italiani che stranieri, e il campione è di 30.000 turisti rispondenti. Allora, la prima cosa che vi voglio mettere in evidenza è come nel 2023 si trova conferma per il secondo anno consecutivo che la ricchezza del patrimonio culturale è il driver principale che motiva il turista a visitare l'Italia. E qui vedete che il 2023 rispetto a un periodo di riferimento 2008-2013, in realtà le motivazioni di soggiorno in Italia sono molto cambiate negli anni. La ricchezza del patrimonio culturale, che era al 7° posto, è diventata la prima, e crescono molto anche ad esempio altri driver come gli interessi enogastronomici e per esempio, e non compariva in classifica, l'assistere ai grandi eventi che siano culturali, sportivi, religiosi di diverso tipo, ma che sono diventati un attrattore di cui tener conto, perché devono far parte dell'offerta di un territorio. In questo senso, questo dato probabilmente stiamo vedendo a chiusura dell'anno che aumenterà fino a diventare l'8% come motivazione per i turisti. Quindi ecco, è proprio un modello di consumo del paese che sta cambiando, del turismo del paese che sta cambiando. Anche qui probabilmente c'è un po' di portato della pandemia, quindi ad esempio questa crescita forte dell'interesse per la natura, quindi una fruizione anche un po' più slow, più a contatto con la natura, più distanziata, che emerge al secondo posto. La fotografia del turista in Italia, essenzialmente una spesa pro capite, poi vedrete per Friuli Venezia Giulia in realtà è più alta,
qui è una media nazionale, una spesa pro capite di 60 euro, 5 turisti su 10 appartengono alla generazione tra i 30 e i 40 anni, 4 turisti su 10 viaggiano in coppia, un livello di soddisfazione medio nazionale dell'8,3%, quindi obiettivamente elevato. E vediamo al dato della spesa. Trend nazionale molto forte, l'aumento dei costi sia per il viaggio, quindi per arrivare a destinazione, sia le spese d'alloggio, e questo ha comportato naturalmente un cercare di razionalizzare quelle che sono tutte le altre spese. Quindi questa media che vedete di 60 euro è un po' inferiore a quella degli anni precedenti. Nelle altre spese noi contiamo tutto quello che un turista poi spende sul territorio in senso lato, quindi anche la spesa culturale, la spesa per la ristorazione, la spesa per le guide, la spesa per le attività sportive, eccetera. Quanto si ritiene soddisfatto un turista a livello nazionale? Ancora qui vedete che appunto questo dato medio di 8,3, ci sono dei dati che sono sopra, superano la media, l'enogastronomia, l'ospitalità, la qualità delle strutture. Ci sono, e questo anche è vero, io ho fatto un intervento simile nei giorni scorsi in Lombardia, che non penso, insomma, che a livello di infrastrutturazione è una delle regioni più forti in Italia. Anche lì c'era una relativa lamentazione che riguardava l'efficienza dei trasporti, quindi soprattutto il turismo internazionale tende a segnalare questo tema dei trasporti locali come uno dei più diciamo, che incrocia il minor grado di loro soddisfazione, comunque con valori non bassi. Quando si parla poi invece dei canali di comunicazione che influiscono nella scelta della destinazione e anche della modalità di prenotazione della destinazione, non ci sorprende questo peso importantissimo ormai del web, resiste ancora il passaparola e anche poi, diciamo, quelli che sono il ripetersi di esperienze personali già fatte a destinazione. Questi dati, che sono quelli che fanno parte dell'osservazione, io chiamo statistica stadizionale, che fa ISNAT li rende disponibili in una piattaforma, in un ecosistema digitale che abbiamo chiamato Stendhal e che è articolata in 3 grandi sezioni. È un sistema, diciamo, che è stato sviluppato per conto e con le camere di commercio, è un sistema a livello nazionale, che nella parte di Data Explorer mette a disposizione tutte le informazioni rilevate con le nostre indagini, i nostri questionari e anche con i sovracampionamenti che molte camere di commercio ci affidano. E quindi la prima idea è quella che con la sezione di Data Explorer di Stendhal noi consentiamo la confrontabilità dei dati tra destinazioni diverse, livelli di sistemi turistici diversi, quindi dalla provincia alla regione, rendendo il tutto confrontabile sia tra stessa provincia, stessa regione e altre, sia a livello nazionale. Queste informazioni poi vengono utilizzate per la qualificazione di oltre 200 destinazioni turistiche italiane che abbiamo già caricato in piattaforma e quindi essenzialmente dai dati si costituiscono 6 macro pilastri di indicatori che vanno appunto a qualificare il grado di preparazione, il grado di di strutturazione di quella destinazione, anche qui in una logica di benchmark con altri territori. Tutte queste informazioni alla fine a cosa servono? Servono alla parte data for project, quindi essenzialmente a fornire sulla base della logica di analisi SWOT, quindi punti di forza e di debolezza di un territorio, minacce e opportunità, consentono, diciamo, una rielaborazione o facilitano la rielaborazione di policy per lo sviluppo turistico di quel territorio e di quella destinazione. E qui vi riassumo velocemente come è articolata in realtà quindi poi la piattaforma. La piattaforma analizza 86
variabili diverse, 42 milioni di dati, e tutti i comuni e le province italiane sono tracciati in una logica, diciamo, metatemporale con i dati che partono dal 2007. E veniamo velocemente a quella che io invece chiamo l'osservazione un po' più innovativa, cioè affiancare, non sostituire, su questo ci tengo molto, affiancare gli strumenti di lettura un po' più statistica tradizionale dei fenomeni del turismo con strumenti un po' innovativi che sono essenzialmente le analisi sulle transazioni di carte di credito e di debito e la location intelligence. Di cosa stiamo parlando? Allora, le analisi sulle transazioni finanziarie che noi realizziamo con un accordo a sistema per tutto il sistema camerale con Mastercard, praticamente non fanno altro che prendere i dati anonimizzati su un territorio del traffico delle carte e andare a rilevare, diciamo, essenzialmente collegati a grandi eventi attrattori su quel territorio, la spesa, il delta la differenziale di spesa rispetto a periodi, diciamo, di controllo che siano sia prima e dopo l'evento, ma anche con gli anni precedenti. E poi vi farò un caso concreto, è un'analisi che riesce ad essere estremamente precisa. Arriviamo a vedere addirittura a livello di singolo territorio e comune, ma anche sottosezioni, essenzialmente fino al codice postale, quelle che sono state gli andamenti appunto di spesa su tutte le varie categorie merceologiche e anche per nazionalità delle carte. Un lavoro essenzialmente sovrapponibile a questo come logiche si fa anche utilizzando a destinazione il traffico sul mobile, quindi della telefonia dei turisti italiani e stranieri in una data destinazione. E questo si utilizza, questa tecnologia, essenzialmente per fare dei profili di comportamento a destinazione dei turisti per macro interessi. E veniamo ai casi concreti che ci si spiega meglio. Allora, discorso delle carte, noi vi presento lo use case che abbiamo realizzato questa estate per Umbria Jets, Camera di Commercio dell'Umbria. Siamo andati appunto a vedere cosa succede con un evento, diciamo così, strutturato e quanta economia muove sul territorio. E ci siamo resi conto appunto che, ad esempio, lo speso nella decade dei 10 giorni di Umbria Jets sulla città di Perugia era aumentata del 31% rispetto all'anno precedente, una decade, cioè un aumento rispetto ai 10 giorni precedenti del 12%, un aumento forte di spesa di carte straniere. In realtà poi ci siamo resi conto che, al di là di quello che pensavano gli organizzatori, proprio andando a vedere la spesa, è ancora un evento internazionale come dimensione, ma prettamente nazionale come utenza. E quindi questo, per esempio, dà un'indicazione sul fatto che una policy di maggior visibilità sui mercati internazionali probabilmente un Jets lo dovrebbe mettere nei suoi piani. Ma per dirvi quanto riesce a essere preciso lo strumento, siamo andati anche a vedere cosa succede rispetto al programma e quindi i delta di maggior spesa paragonati, diciamo, parametrati rispetto a chi stava suonando in quei giorni nella città di Perugia. E vedete per esempio che è interessante capire come due artisti italiani come Pollani e Paolo Conte siano quelli che, come dire, hanno generato più economia su quel territorio in occasione dei loro set. La location intelligence, anche qui poi vi presenterò qualche dato che abbiamo estratto per il Friuli Venezia Giulia, in modo che comunque lo metto un po' al dibattito con voi, perché è uno strumento che stiamo proprio settando e, come dire, iniziando a utilizzare in questi mesi, e che noi vediamo anche con una logica di predizione dei flussi turistici. Essenzialmente, come vi dicevo, lavora sul comportamento nell'utilizzo del telefonino, quindi che ricerche fa il turista a destinazione, che download di informazioni fa, che prodotti compra. Anche qui naturalmente si tratta di dati anonimizzati, e quindi da qui si costruisce un profilo comportamentale di interessi che viene riarticolato per cluster comportamentali a destinazione. Quindi si va a prendere
come dire, si fa il medione dei comportamenti, quello che è superiore, diciamo, al dato medio, quindi a 100, quello che risulta sopra 100, viene associato a un interesse che è quello particolare, o più di uno possono essere naturalmente, ma che caratterizzano quella destinazione. Detta complicata, detta un po' più semplice, applicandola al Friuli Venezia Giulia, vedete che vengono fuori, che ne so, Cividale del Friuli per l'enogastronomia, Tavagnacco per il green e così via. Ora ve lo faccio vedere in maniera un po' più sintetica. Le prime risultanze, a noi verrebbe fuori che ci sono 3 comuni, Lignano Sabbiadoro, Trieste e Grado, che sono per numero assoluto di turisti i più rilevanti, diciamo, per il Friuli Venezia Giulia, ma anche nella graduatoria nazionale. E mi pare, insomma, che torna. Grado è la 14ª tra le realtà del nord-est per incidenza di stranieri sul totale dei turisti rilevati. La provincia di Gorizia, e qui c'è un tema probabilmente anche di, mi capisco, insomma, di collegamenti transfrontalieri, è la 4ª provincia italiana per incidenza di turisti stranieri, in realtà di stranieri probabilmente, a livello nazionale. Per esempio, interessante che ci sono dei comuni, Pordenone, Udine, Trieste, Lignano Salvadoro, Tarvisio e Cividale del Friuli, che mostrano per esempio un'incidenza dei turisti under 25 superiore alle medie regionali, e così via. Cioè, naturalmente, quello che emerge da questi dati, che questi dati poi devono essere sempre rapportati, analizzati e studiati da chi il territorio lo conosce, e visti integrati con, appunto, non sostitutivi, ma integrati con l'osservazione, diciamo, più tradizionale. Ma sono, come dire, carotaggi di ulteriori informazioni che ci portano a essere sempre più precisi, sempre più focalizzati su, come dire, clusterizzati sull'utenza turistica attuale, ma anche quella potenziale di territori e di destinazioni. Per poi alla fine fare quelle scelte strategiche di policy che, come tutti dicono, ormai o sono data driven, cioè o sono guidate dalle informazioni, dei dati che abbiamo tantissime a disposizione, quindi da raccogliere e analizzare con intelligenza non artificiale ma umana, quindi o data driven o non sono. Vi ringrazio. Naturalmente sono a disposizione per domande, se ci fossero. Grazie dottor Bulleri per il suo intervento, e intanto non so se la mia collega ha qualche domanda in chat. Sì, grazie. Prego. Dottor Bulleri, guardi, una cosa molto pratica. Chiedono se siano disponibili le slide, sono molto interessati ai suoi dati. Assolutamente sì, sono a vostra disposizione, voi le avete già, quindi insomma, come credo, insomma sì, mi pare ve l'abbia già mandate, ma insomma io Sì. Assolutamente a disposizione. Bene, grazie dottor Bulleri. A questo punto passo la parola al dottor Jacopo Mestroni, direttore operativo di Prom Turismo FVG, che ci farà una panoramica sulle presenze turistiche in regione. Grazie. Eccomi qua, adesso condivido. Mi date conferma che si veda lo schermo? Sì. Sì. Bene, benissimo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Devo dire che rispetto a quello che era l'ordine un po' della mia presentazione, dato che ci sono state delle novità di oggi, parto non dalla prima slide, ma parto da qui perché oggi è stata presentata una novità importante, per cui l'aeroporto di Ronchi diventa un hub di Ryanair in Italia, con 3 nuove destinazioni, che sono Parigi, Berlino e Cracovia, che si uniscono a quelle già annunciate, che erano Brindisi e Siviglia. Partiamo da qui perché l'incoming e l'aeroporto è il mezzo, come dire, più nobile di incoming, si ripercuote direttamente su quello che sono i valori e i numeri del turismo in regione. Per cui noi
possiamo vedere che nel 2023, perché questi sono i dati che vi presento, sono quelli del 2023, abbiamo avuto un aumento legato soprattutto ai voli, quindi quasi 100% di aumento di turisti irlandesi legati al volo con Dublino, che si è attivato da marzo ed è stato attivo fino a ottobre. Un aumento dei voli dal Regno Unito e da Barcellona, quindi dalla Spagna, di turisti spagnoli. Tutto questo ha portato un segno più in generale in quelle che sono le presenze turistiche nella nostra regione. Quindi per il nostro turismo la nuova provenienza delle nuove destinazioni sicuramente porterà un aumento incrementale ulteriore anche nel 2024. Su Dublino mi soffermo solo un attimo per dire che c'è una sorta di liaison culturale che lega la capitale irlandese a Trieste, e che questo è uno dei motivi per cui noi, tra l'altro, domani parteciperemo a una fiera importante del turismo proprio in Irlanda, per dare un'ulteriore spinta a questo volo. Per quanto riguarda invece il volo di Barcellona, che ha portato insomma un 24% in più di turisti spagnoli, questi sono legati non solo al mare estivo, come si può pensare, ma come diceva prima il dottor Bulleri, i motivi che spostano i turisti verso l'Italia, le motivazioni sono in ordine gerarchico: cultura, enogastronomia, outdoor e grandi eventi. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere una regione molto ricca di tutto questo, e questo si ripercuote direttamente sui numeri. È ovvio che tutto il Friuli Venezia Giulia, non solo le località marine, quindi non solo Trieste, non solo il patrimonio enogastronomico, si confermano una terra forte, dal forte richiamo per il turismo anche di lingua tedesca. Possiamo vedere che Austria, Germania, Svizzera, Liechtenstein hanno portato in Friuli quasi 925.000 visitatori, che corrispondono a 3.200.000 presenze, quindi un 11% in più di presenze straniere, che insomma vogliono dire che il lavoro che stiamo facendo è importante. Come Promoturismo noi abbiamo in capo la promozione di tutto questo, siamo un ingranaggio di tutto quello che è la filiera e il meccanismo del turismo, ma non siamo l'unico ingranaggio, perché altrettanto importante è la qualità delle strutture ricettive. Lavoriamo sempre sul mercati dell'est, che ci danno grande soddisfazione. Non sono più dei mercati considerati poco nobili, ma vediamo che le presenze dall'est Europa portano anche qualità, quindi Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria sono una base ormai importante delle presenze straniere in regione. Stiamo lavorando anche dopo il Covid sui mercati quelli più lontani, per cui abbiamo ripreso i contatti con gli Stati Uniti e col Canada, ma non solo, anche col Giappone e con la Corea del Sud. Insomma, gli Stati Uniti segnano un più 17,6% di arrivi, e il Canada, seppur con numeri modesti, un 54,8% di aumento. Per cui, lavorando anche assieme all'aeroporto, crediamo che la destinazione Friuli Venezia Giulia possa diventare sempre più appetibile anche per questi mercati. Quello che è un po' un'analisi del mercato interno, quindi i dati interni a livello nazionale, ci confermano ancora una volta che il Friuli Venezia Giulia turistico non può fare a meno di Lombardia e Veneto, che sono i mercati di riferimento. E crediamo che anche Emilia Romagna, in prospettiva invernale, assieme a Lazio e Puglia e Piemonte, possono rappresentare spazi ancora da colpire con azioni di marketing e di comunicazione. Noi, insomma, credo abbiate visto, stiamo spingendo moltissimo sulla comunicazione sia a livello regionale che a livello nazionale, con attività mirate nei confronti dei mercati che riteniamo maggiormente strategici. Quindi nel 2023 abbiamo raggiunto i 10 milioni di presenze, che era uno degli obiettivi che ci eravamo posti
assieme all'assessore Bini e al presidente Fedriga nel periodo post-pandemico. Adesso alzeremo ulteriormente l'asticella e vedremo se questo 2024, grazie a tutta una serie di attività, riuscirà a portare questo numero a salire ulteriormente. Continuiamo a essere una regione che nelle sue diverse articolazioni turistico-territoriali, ancora da scoprire, insomma, e da promuovere, soprattutto a livello nazionale, puntiamo non solo sull'estate e sull'inverno, ma anche sulle mezze stagioni, che anche attraverso grandi e piccoli eventi, penso ai concerti soprattutto, sono in grado di incrementare le presenze turistiche. Ribadisco, per destagionalizzare noi siamo pronti, dobbiamo coinvolgere in tutto questo processo anche gli operatori sul territorio, per cui soprattutto cioè gli stakeholder principali, quindi albergatori e tutti quelli che lavorano nel mondo dell'ambito turistico. Quello che facciamo noi in estrema sintesi è quello che vedete qui, per cui noi siamo attivi per quanto riguarda la parte promozionale del turismo attraverso diverse divisioni interne. Abbiamo una componente che si affaccia verso i mercati e che lavora con i tour operator, che è la parte di promotion, che lavora molto sui mercati esteri, che è molto efficiente ed apprezzata. Devo dire che le sponsorizzazioni sportive, c'è qui l'esempio dell'Udinese, ma sponsorizziamo anche la Triestina e diversi atleti importanti, ci stanno dando ottimi riscontri su tutto il territorio europeo, perché abbiamo dei feedback molto importanti dalle pubblicità. Quindi noi abbiamo una forza finanziaria importante per promuovere la nostra regione, speriamo di farlo al meglio, i risultati sono sicuramente positivi, non dipendono solo da noi, quindi io mi ricollego a quello che diceva il dottor Bulleri prima, che insomma il lavoro da fare è ancora lungo. Noi rappresentiamo una nicchia rispetto a quelli che sono i numeri del turismo a livello nazionale, però crediamo di avere ancora grandi possibilità di crescita e di far scoprire le bellezze della nostra regione sia ai nostri corregionali che a chi viene da fuori. Bene. Grazie anche al dottor Mestroni. Vediamo se c'è qualche domanda nella chat. Sì, grazie Barbara. Dottor Bulleri, sono interessati alla piattaforma Stendhal, cosa possiamo dire? Cosa può dire loro? Qualcuno chiede già il collegamento. Lo sapevo e lo temevo. Allora, no, io vi spiego. La piattaforma è stata sviluppata con risorse del Fondo di Perequazione Camerale e ad oggi è aperta a un'utenza prettamente camerale, ma questo non significa che, anzi, il senso della piattaforma è proprio quello di mettere le camere di commercio in condizione di fare tutte quelle analisi anche di comparazione tra, come vi dicevo, i dati del territorio e quelli di altre destinazioni, di altri territori, molto più facilmente. Quindi diciamo di rispondere sia alle esigenze interne di analisi, di comunicazione che le camere hanno, ma anche alla domanda che sale dalle imprese, dalle associazioni di categoria. La dico in maniera un po' volgare, senza bisogno di chiedere a Isnar di fare analisi, ma avendo, cioè non chiedendo ogni volta a Isnar dammi il pesce, ma avendo la canna per pescarsi da sé nell'ecosistema le informazioni. Quindi indirettamente tramite la Camera di Commercio assolutamente la piattaforma è interrogabile e se non direttamente navigabile, ma è direttamente a vostra disposizione. Quindi questa è la risposta. Dopodiché vi dico anche che stiamo ragionando di fare, ma è un ulteriore step che è in corso ancora di progettazione, una sezione anche pubblica della piattaforma per decidere, ma dovremo fare ripeto, con i nostri soci interni che sono le Camere, quali e quante delle informazioni che sono contenute sulla piattaforma rendere, diciamo, visibile in una logica proprio open sul sito della piattaforma stessa. Però è da utilizzare. È da utilizzare. Ho finito. Ok.
Ok, ok, no, no, è sempre rivolto a lei, dottor Bulleri. Francesco Marangon ci dice, la piattaforma sarà disponibile anche a chi fa ricerca pubblica e dell'Università di Udine. Sì, allora, dal punto di vista istituzionale, la logica che noi stiamo, per cui abbiamo fatto la piattaforma è quella, diciamo, di mettere il sistema camerale in condizione di dialogare meglio con essenzialmente in primis gli osservatori regionali sul turismo, che appunto hanno proprio la competenza di fare questa tipologia di osservazione. Quindi l'idea è quella anche in prospettiva, e alcune regioni e alcuni sistemi camerali hanno già cominciato, di coordinare l'azione di osservazione tra livello regionale e livello camerale. Cioè, per dire, un esempio concreto di una cosa che io seguo personalmente: se si fa il rapporto nazionale sul cicloturismo e magari si fanno i sovraccampionamenti a livello regionale sulle ciclovie per capire cosa succede su questa verticale di prodotto, è inutile che ci vada la regione e anche il sistema camerale di quella regione. Lo fa uno, si condividono le informazioni e magari le risorse pubbliche della regione che erano messe per fare il sovracampionamento sul cicloturismo vanno quell'anno lì al termale e si condividono i dati. Questa è un po' la logica che noi stiamo cercando di costruire. In questa logica assolutamente ci sta bene e ci sta tutta anche l'università. E vi faccio un caso concreto. Io ero venerdì scorso in Toscana, come capirete terra mia, e sono andato a parlare col direttore di Toscana Promozione, Tapinassi, che mi diceva: il nostro osservatorio lo realizza Ca' Foscari di Venezia. Io ho detto, ma io non ho nessun problema a rapportarmi, a raccontare, a far navigare, a presentare Stendhal alla Ca' Foscari, che ti fa il tuo osservatorio regionale, quindi, come dire, dove che tu vedi indirettamente l'esito del lavoro. Io mi raccordo tranquillamente con l'università perché insomma, tra ricercatori siamo usi scambiarci metodologie e risultati delle analisi. Naturalmente, ripeto, sempre avendo però l'attenzione al fatto che diciamo, il mio cliente interno, il mio datore di, diciamo, di lavoro è la Camera di Commercio, e quindi io non posso in qualche modo non avere un ok a questo tipo di partenariati, di creazione di relazioni istituzionali sui territori, se non dalla Camera o dall'Unione regionale di Camere di quel territorio. Che poi è un aspetto che mi rendo conto che alle imprese e agli altri interessa poco, è più un problema di tenuta nostra del sistema, ma risolto quella cosa lì non ci sono problemi. Bene, lo prendiamo come input magari, no? Per le prossime condivisioni, per i nostri colloqui. Grazie, ringraziano, è stato molto molto chiaro. Bene, e allora niente, a questo punto passo la parola alla dottoressa Elisa Qualizza, che entrerà quindi nel vivo dell'analisi dei comportamenti turistici e di consumo dei vacanzieri in regione. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, anch'io vi condivido le slide, se mi confermate che si vedono. E praticamente ripercorreremo quanto appunto già illustrato dal dottor Bulleri, però con un focus più specifico sui dati del Friuli Venezia Giulia. E per quanto riguarda la metodologia, sappiamo che l'indagine è stata condotta da ISNAR nel mese di agosto, quindi appunto riguarda i dati dell'estate appena passata, e sono stati intervistati in Friuli Venezia Giulia 1750 turisti, sia italiani sia stranieri, così distribuiti: Udine 640 interviste, Pordenone 160, Gorizia 700 e Trieste 250. La condizione minima era che questi turisti avessero soggiornato almeno 2 notti nella regione dell'intervista e potevano soggiornare sia in hotel sia in alloggi privati, ma anche ospitati presso amici e parenti. Partiamo dalla filiera turistica.
del Friuli Venezia Giulia, quindi le imprese che appunto si occupano di turismo. In Friuli Venezia Giulia ne abbiamo 12.000 e rappresentano circa il 2% delle imprese registrate in Italia che si occupano di turismo e gli addetti sono all'incirca 60.000. Che imprese sono? Sono principalmente in Friuli Venezia Giulia, così come ovviamente nelle altre regioni, imprese legate al settore della ristorazione, per il 67,5%, come possiamo vedere nel grafico. Segue l'alloggio con 8%, così come trasporto e magazzinaggio, e un 2% legato all'incirca alle agenzie di viaggio. Qui potete vedere al secondo posto una categoria residuale, che però così residuale non è perché raccoglie ben il 14% delle imprese. Questa categoria altro include tutte le attività, diciamo, creative, di intrattenimento, musei, biblioteche, tutto ciò che attrae turisti nella nostra regione. Quindi da qui capiamo che la definizione di turismo che viene utilizzata è una definizione quanto più possibile ampia. Ora entriamo nel vivo di quella che è stata appunto l'indagine condotta ai turisti in Friuli Venezia Giulia e cerchiamo di capire innanzitutto qual è il profilo del turista tipo che viene nella nostra regione. E come possiamo vedere nella tabella c'è la distinzione fra i turisti italiani e i turisti stranieri. Prevalentemente i turisti sono uomini, diciamo sia italiani che stranieri, leggermente in una percentuale superiore rispetto alle donne, quindi abbiamo all'incirca un 57% per gli italiani contro un 43%, dati simili ovviamente per gli stranieri. Notiamo però una differenza per quanto riguarda la loro età, perché possiamo vedere che i turisti italiani appartengono prevalentemente alla generazione X, quindi hanno tra i 42 e i 57 anni. Segue la generazione Y, che sono invece turisti appunto più giovani, tra i 28 e i 41 anni. Gli stranieri invece hanno una fetta molto più alta di turisti della generazione Y, quindi possiamo concludere che il turista straniero è più giovane. La metà dei turisti che viene in Friuli Venezia Giulia è una coppia senza bambini, il 27% invece è una famiglia con bambini e il 14% viaggia insieme agli amici. Come già appunto illustrato prima, i turisti italiani in Friuli Venezia Giulia provengono principalmente da Lombardia e Veneto, perché entrambe raccolgono più o meno il 18% dei turisti della nostra regione, e segue l'Emilia Romagna, ma abbiamo anche un 10% di turisti che si muove all'interno della stessa regione, quindi proviene dal Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda invece i turisti stranieri, la fetta più ampia è costituita dai turisti tedeschi, difatti sono il 38,4% quelli provenienti dalla Germania, il 23,5% dalla Francia e il 12,3% dall'Austria. Poi segue il Regno Unito, Svizzera e altri paesi che abbiamo accorpato perché avevano delle quote, diciamo, un po' più basse. Per le motivazioni vediamo che il Friuli Venezia Giulia è in linea con quanto illustrato prima dal dottor Bolleri con quanto succede in media in Italia. Difatti la prima motivazione di soggiorno in Friuli Venezia Giulia è la ricchezza del patrimonio artistico, quindi il 34,9% dei turisti viene in Friuli Venezia Giulia per questo motivo. E qui una precisazione, c'era possibilità di risposta multipla, quindi per questo le risposte, diciamo, se sommate vanno oltre il 100. Al secondo posto abbiamo il turismo balneare con il 24% e al terzo posto gli interessi enogastronomici con il 22,6%. Ma tra le motivazioni principali c'è anche quella di vedere un posto mai visto, il rapporto qualità-prezzo, così come la natura. C'è una differenza tra turisti italiani e stranieri. In generale i turisti italiani sono più attenti al rapporto qualità-prezzo, mentre i turisti stranieri considerano il Friuli Venezia Giulia una località esclusiva e sono interessati sia al patrimonio artistico sia a quello che viene definito lo stile di vita italiano. Un'informazione, anche questa in linea con la media italiana, è la seguente: la metà dei turisti ha scelto il Friuli Venezia Giulia grazie a ricerche fatte in internet, un terzo si è affidato al suggerimento degli amici e un altro terzo invece l'ha scelto per esperienza personale. Ora possiamo vedere le attività che svolgono i turisti in Friuli Venezia Giulia. Ovviamente le attività sono coerenti con le principali motivazioni. Appunto, prima vedevamo che tra le principali motivazioni c'era l'ambito culturale, difatti qui vediamo ad esempio tra i primi posti anche la visita del centro storico con il 37%, al primo posto escursioni e gite in generale con il 70%, ritorna al turismo balneare con il 36%, quindi l'attività appunto di andare al mare piuttosto che al lago, e la degustazione di prodotti enogastronomici locali, il 30%. Anche in questo caso c'era sempre possibilità di risposta multipla.
In quali tipi di alloggi poi trascorrono appunto le vacanze i turisti che vengono in Friuli Venezia Giulia? Come vediamo da questo diagramma a torta, più della metà, il 53%, utilizza hotel alberghi, in media di 3-4 stelle, e in questo caso sono prediletti soprattutto dagli stranieri. Si è visto invece che gli italiani preferiscono altri tipi di alloggio, tra cui abbiamo i bed and breakfast che raccolgono il 12%, gli alloggi privati in affitto il 9%, residenze di amici e parenti il 6% e chi ha una casa privata, in questo caso il 4%. C'è anche una fetta abbastanza alta, il 7%, che appunto va in campeggio. Abbiamo poi delle analisi abbastanza approfondite anche sulla spesa, quindi appunto quanto spendono i turisti che vengono nella nostra regione. Ovviamente c'è differenza tra un turista italiano e un turista straniero. In generale un turista italiano spende a persona 149 euro di viaggio, un turista straniero molto di più, 261. L'alloggio invece impatta in media in modo simile tra italiani e stranieri, a persona al giorno 67 euro, e tolte le spese di viaggio alloggio rimangono 92 euro, che sono le spese varie ed eventuali che i turisti sostengono in regione. E se qui guardiamo questa torta, questa cosa ci dice? Ci dice, diciamo, che escludendo proprio tutte le spese di viaggio alloggio, le spese che poi vengono fatte quotidianamente nel luogo di vacanza sono così divise in queste classi di spesa. Il 29% dei turisti spende tra 30 e 60 euro al giorno, invece il 21% fra 61 e 90 euro al giorno. Più ristrette sono le fette di coloro che spendono meno di 30 euro al giorno, ma anche oltre 150 euro al giorno. Qui cosa possiamo vedere invece in questo grafico? Un dettaglio ulteriore sulle categorie di spesa. Allora, la premessa è che non tutti i turisti ovviamente effettuano spese in tutte queste categorie. Difatti prima noi dicevamo che la spesa media di un turista nella nostra regione al giorno, extra rispetto a alloggio e viaggio, è di 92 euro al giorno. Però noi possiamo capire che chi invece spende per attività ricreative può spendere fino a 81 euro al giorno. Qui diciamo in questa categoria ci sono i musei, le attività sportive, le visite guidate, i noleggi, quindi una categoria molto ampia. Segue l'abbigliamento con 43 euro a persona al giorno, shopping, vario souvenir 41, l'ormeggio per il posto barca 30 euro al giorno, prodotti agroalimentari 30 euro al giorno, ristorazione 21,90 euro e una quota di trasporti pubblici di 21 euro. È importante però sapere anche poi qual è il giudizio complessivo che esprimono i turisti sulla nostra destinazione. Qui possiamo subito vedere che il giudizio totale espresso verso le località turistiche del Friuli Venezia Giulia è molto alto e si avvicina a 8 punti su 10. In cosa eccelliamo? Beh, sicuramente nella qualità del mangiare e del bere, dove registriamo un 8,1, ma anche in cortesia e ospitalità, ristorazione, qualità e accoglienza degli alloggi, tutti con un punteggio di 8. Comunque hanno un buon punteggio anche le informazioni turistiche, l'offerta di intrattenimento, l'offerta culturale e l'efficienza dei trasporti. È stato poi chiesto anche ai turisti se hanno utilizzato appunto la loro vacanza per effettuare smart working. In questo caso non è emersa un'evidenza particolare in tal senso, anzi solamente 4 turisti su 100 hanno affermato di aver fatto loro stessi o chi viaggiava con loro smart working durante la vacanza. Però questa è comunque un'informazione interessante che ci interessa monitorare dal post-Covid in poi. E poi cosa abbiamo fatto? Gli ultimi 3 focus che presento brevissimamente, visto che i motivi principali della vacanza, come dicevamo, sono la cultura, l'enogastronomia, ma anche l'interesse per la natura, li abbiamo così raggruppati per evidenziare meglio appunto le motivazioni per la scelta della vacanza. Come vediamo, il 34% dei turisti è venuto in Friuli Venezia Giulia per il patrimonio artistico monumentale, ma anche l'11% per assistere ad un evento e l'1,4% anche solamente per partecipare a un seminario o un workshop. In media quanto spende un turista per la cultura al giorno a persona? 33,40 euro, e qui dentro poi potete vedere i dettagli tra biglietti di musei, cinema piuttosto che discoteche, visite guidate, spettacoli vari, attività culturali e così via. Interessante anche vedere il focus appunto sull'agroalimentare e la gastronomia.
Anche in questo caso vediamo che il 22,6% dei turisti viene qui per interessi enogastronomici legati a prodotti tipici locali, ma anche c'è un 7,1% che sceglie il Friuli Venezia Giulia per la ristorazione di eccellenza o per altri prodotti enogastronomici di eccellenza. In particolare si arriva a spendere per l'enogastronomia fino a 52 euro al giorno, così suddivisi: 23 euro a persona al giorno in cibi e bevande acquistati al supermercato, 16 euro in ristoranti e pizzerie, altri prodotti tipici 6 euro, così come bar 5,50 euro al giorno. Infine chiudiamo con il tema della sostenibilità, dove possiamo vedere che appunto il 16% dei turisti ha scelto questa destinazione per l'aspetto legato alla natura e anche perché l'ha ritenuta una vacanza comoda, diciamo, perché vicina rispetto all'origine del viaggio, quindi ci fa pensare che o siano turisti della stessa regione o delle regioni limitrofe, e comunque per la facilità di raggiungimento, per la buona offerta dei collegamenti. Difatti qui abbiamo riportato anche questi punteggi che superano il 7 riguardo ai trasporti locali, sia in merito all'efficienza sia in merito al costo. Questi sono i dati che volevamo presentare e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie Elisa. Vediamo se c'è qualche domanda ancora nella chat. Al momento no. Al Al momento no. momento no. Mi pare che di spunti ce ne siano stati parecchi e sicuramente a tutti quelli che sono collegati, se ci sono domande che magari verranno in seguito o abbiate bisogno di qualche informazione ulteriore, ci potete comunque scrivere via mail, vi risponderemo, saremo presenti comunque per ogni vostra richiesta. E a questo punto, se non c'è altro, io ringrazio tutti i partecipanti. Ringrazio ovviamente sempre anche la collaborazione con la Camera della Venezia Giulia e saluto il dottor Paolo Marchese. E da parte nostra un saluto, arrivederci ai prossimi webinar sul turismo, perché ovviamente cercheremo di portare avanti anche quanto detto dal dottor Bulleri e di fare sistema, sinergia su quelli che sono veramente i progetti futuri, sia con Promoturismo, sia con la Regione, con tutti gli attori che possono intervenire all'interno di questo comparto. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie.